siamo in pieno centro, se è pericolosa questa allora è pericolosa tutta la città, perché siamo qui Piazza Garibaldi è il centro storico proprio della città, quindi, non saprei quale potrebbe essere la zona più pericolosa, cioè meno pericolosa di questa. È la voce di uno dei pochi commercianti che accetta di parlare, vetrina su Corso Garibaldi affacciata sull'omonima piazza. L'agenzia di viaggi che possiede vede l'area che fiancheggia il KFC, che dopo le picconate alle vetrate di sabato 4 gennaio rischiava 2 sere fa di ritrovarsi nelle stesse condizioni. Alle prime chiamate di alcuni clienti infastiditi da una banda di almeno 30 giovanissimi, l'arrivo di 5 volanti della polizia ha contribuito a calmare gli animi, non come era accaduto il 4 gennaio, quando, armato di piede di porco e filmato da tutti, il ventenne di origine romena si era scagliato contro le vetrate del fast food che ancora ne portano i segni. Il ventenne era stato individuato e denunciato dai carabinieri, ma la preoccupazione resta, come racconta Wanda Pellizzari dell'associazione ACC. C'è il timore delle ritorsioni, insomma mi pare abbastanza naturale, però esprimono la loro preoccupazione. Queste baby gang, le chiamiamo appunto baby gang perché sono molto spesso composte da ragazzini che sono al di sotto sono minorenni, questo spaventa moltissimo. E sono ragazzini che non hanno paura di niente, quindi lo fanno per dispetto. Qualche negozio ha assunto i vigilantes, molti temono per la loro incolumità e per i possibili danni. Tutti chiedono che al più presto si faccia qualcosa. Non possiamo essere in balia di questi ragazzini o meno che siano, insomma, non è possibile. Anche perché qui adesso, ma fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa, in Piazza Duomo succedevano tutte le sere, quindi non è una novità per la città questa cosa. Bisogna porre fine in qualche modo.